Il 25 aprile era la prima rogazione, perché gli arrivi a San Marco, ora si fa la rogazione in chiesa, si pregava, ma solo in chiesa. E invece dopo, i 3 giorni prima dell'assenza, lunedì, martedì, mercoledì, 40 giorni dopo Pasqua. Il primo giorno si andava fuori per fare Grama di Sant'Angelo, andava dopo il capitello, si veniva dentro dalle altre, si andava fuori da Bigio. L'altro giorno si veniva dentro da parlare di Bigio e dopo si veniva avanti a parlare di casa nostra, si andava dopo a strada di Sassi. La strada di Sassi, dove perché adesso che c'è strada nuova, insomma. Terzo giorno. Veniamo su a parlare della strada di Sassi, veniamo fuori da Floriano e facciamo quasi fin qua da Toneto, avanti un tocchetto, poi tornare in Mondrio, Sant'Angelo Alto, quasi tutto il paese in poche parole. Come cosa consisteva? La processione, come veniva fatta? In testa, chi si metteva? Sempre il prete, pregando, pregava, le invocava, pure tempestate, famete bello e via di quello. Era cappati? Sì, era chi portava la croce davanti, i cotarioi. A che ora partivi? A messa buon'ora sempre 5 e mezza sì che si partiva. A casa alle 9, 8 e mezza 9 perché si fa il giro pian pianetto. Sempre ogni casa metteva fuori una carrega, una sotto a lavare, un quadro, con tutto il bello pareggiato come un'altarina, in terra piena davanti di fiori. Margheritine, papava, i fioretti e i fiordalisi, e dopo che i fiorettini sai che si è testa, sa. Ranuncoli, sì. E poi portare croce sui confini dei cambi per dei bastonetti bei lunghi. E poi da portare sui cantoni della campagna per confinare a tempesta da un confine all'altro. Ognuno si cercava di salvarsi il suo territorio, era più che sia tanto per i raccolti a terra che erogazione, se andava a pregare per i campi, che si andava a sedere i bissi. Le cosette le portava tutti? A gran parte, tutti, sì, cioè era questo. Il simbolo più grande, il scopo più grande era quello. Quindi aveva benedizione, no? E era tanta gente che partecipava? Tanta, non tutti, centinaia di persone. Tutto il paese camminava tutti i 3 giorni. Tutti uniti insieme, cantaimo, pregaimo, ma era una bellissima, no, guarda, era veramente bello. Bagnare perché l'aguasso in mezzo all'erba te camminai. Te vedi sti campi, tutta sta gente che camminava, strade che pregava. Fino a che anni? Non so tanti anni. Quando che ho cominciato a venire fuori le macchine non era più tempo. Sono stati nel 62-63.